Buonasera, buonasera a tutte. Stiamo cercando di raccogliere un po' di testimonianze di quello che era il mondo quando voi eravate giovani, anche bambine, oppure se vi raccontavano delle storie. Quindi se vi ricordate quando, non so se qui si facevano gli infile, i filò, ci si trovava nella stalla e poi intanto se qualcuno o raccontava storie o magari raccontava poesie o raccontava cose di una volta, ecco, queste cose qui ci interessano. Allora io mi pensi che quando eravamo piccinini, cioè stiamo parlando dagli anni, primi anni 60, mia nonna Ricchetta si menava su in New Year's, viaggiava su per far fein, aveva la bestia scaiua che aveva da nutrir. E allora già su io e mio frate, già su verso le 9, già quando mia mamma, diceva, buon Gesù, a chi attavo questa nonna? E era un troi, ma che il troi si conoscevano, insomma, una volta erano esperti di montagna, non avevano tanta paura. E allora avevo così la montagna. A noi era così, gli era tutta anche a tigno pulite, e erano anche responsabili, anche, come pariesi piccoli. E allora si geva su, e qui in New Year's, sta che Anna preparando, non sai, il fo. E dopo il caffè, io mi penso il caffè quel chialdirin che aveva proprio in la stalla, si mangiava prima il brustolin a misdì, che gli era fatta la polenta e dentro gli era il tocco dal formaggio brustolato sul fuoco. Ecco, la polenta non mi piace tanto, però che il brustolin sì, io ne ho dismentai più, perché era proprio buono e si mangiava di cuore, ecco. E dopo gli era che si faceva il caffè, ma era anche nice, quindi si faceva anche a dispies. Allora Gianna balinai il fen e che la non geva bene, e era Giovanna di Menon. E allora quando dovevano tornare io, loro sapeva il fascio. Sì. Qui si contava sempre la storia di questo basilisco, si chiamava il basilisco, che era un ghial, che veniva in cada canal di cuna. E che se non scanais lo guardean, no, lo guardean in dai voi, che o là, morian subito. E allora bisognava giù in silenzio completo. E a me è strano, ma Gianni perché diceva, guardai, a lei come un ghial, ma lei è un modraf. E va e salta. Ecco, e questo basilisco è sempre stato una paura, anche se, insomma, Sì. anche a chi uno diventa dopo grande capisca non è vero, però sta dalla mente delle persone, ognuno lo immaginava ciò che poteva, perché un che chianta come un ghial. Calzame un modraf e calzalta su per alberi, mi è in cada canal di cuna, quindi arrivava giusto dalla strada che e stiamo qui, insomma. Il pan vecchio, mia nonna lo metteva nella casella, metteva via una panetta per quando veniva un mal. Quando aveva la muffa si ladeva a tornare a mettere un'altra. Se si dopravi, perché quando aveva un mal? Appena comprò il pane. Che sagno? Era solo prima lati il pane. Mia nonna dal 900 aveva poi il pane a bidù e veniva su a piedi. Aveva consumato 3 par di scarpe, perché l'uviera veniva la neve, veniva bene la scarpa di che così. E la sombrella che aveva la canna, no? Fiar. Vecchia di una volta. E con cara per strada accettava sempre una giovane. E gli diceva, signora volevo che vi aiuti a portare il pane. Addio la menina, hai 4 kg di panci, perché lassù hai domanda a qualcuno se tu vatti il pane. E gli diceva, qui è tu malato. E ci dice no, pane non era. Allora questa giovane, di una di che ha, per la settimana,
Una di dice, signora, avrei bisogno di fare con voi. E dice, si senta, tutto dos. E dopo dice, io avevo mia mamma, è morta, mio papà è morto, e due sorelle sono morte. E io sei restata all'appeso e in chiamò, il Signore mi ha dato una brutta roba. Che roba ti hai data? Io di mia nonna. E ha ascoltato. È una roba che io a casa mia, è una casella. Sì. E la denti si viene a vedere a casa mia, è piena di polvere, di savolone. E ha detto, quando mi viene questa roba, io con scaricala. E il Signore la fa malamente e dammi mica roba io. Chi si ho di voi, quando mi viene che la toi, che sei un filar di vis, e diceva, io, dite fatto sono secchias. Però diceva che, e me lo rameno nei di, ho fatto così, e ha detto, oh, guai fa questa roba sì, no, e ha detto, una di viene a casa mia e mi fa vedere la casella, quando mi viene che roba, io chiappi un clap, lo cacci da denti, aveva tutta tanta polvere. Brava, gli ha detto, continua a fare così. Sato ci sollevata a mucca da pora cristiana e mi diceva, tu mi dici che sei stria, ma io non gli fa male a nessuno. E allora mia nonna gli diceva, continua a non fare male a nessuno, quando ti viene che roba, io chiappa la corona e prea, mi schiampa il chiacchea, diceva, mettila attorno qui, diceva, torna che io viene, vai in là, diceva, vai in là, che è una vostra ferma. Vuol dire che il Signore ti darà, ti aiuta, gli ha detto, prea, anche se il Signore ti va a caire la preghiera non ha importanza, però continua, e guai a te se tu fai male a nessuno, continua a fare ciò che tu fai. Una volta avevo letto il grasso dal porcetto, io pensavo che fosse butero, io imperia fuori. Io ho una mia amica, si è dato il panetto, un panetto però. E dopo aveva inclupato questo grasso, l'avevo buttato sotto e in cima. E se veniva giù, chi sotto sul stradone, da che veniva il pisciolo, si impesta l'aga. Addio, io non lo posso mangiarlo. No, io lo butto via, se no il Tony porta sua mia nonna che lo rustisce. Ora in imperia, che aveva miseria come me, e pippa ci creare in cinese. Di te, buona, no, io fa mangi. Io la sera, e allora in quarta che mangiava il grasso. E ci ha tu fatta a mia vita quel grasso. E allora lui sì, sincera e vivi. Aveva ancora che fosse a buttare, e invece il grasso no, imperia la mangiata e io non hai potuto mangiarlo. Allora dopo finita, se hai praso qui, già alla monte. Allora si portava una di polenta e mia mamma diceva, non sta fracattando sopra il succo, lo sei don di succo, poi c'è chi dopo tutto mangiare, non mi polenta ben secchia, no con il succo, ciò formai, non era formai. Che sta femmina anuta, che sarebbe stata Agna di Vanda, aveva il suo tavauccio. Elda diceva, qui sta cercando che tavauccio. E una di, ben sul tasca, gli dice, ti dici ben pomplano. E una di gli ha detto, ma ci aveva un vino che tavauccio a Gnanuta? E ha detto, guarda, quando arrivi dal Medar, che sarebbe stato dalla monte, da che faceva il fen, gli ha detto, una fettina di polenta e un nido di formai prima di fare la prima chiama di erba. Dopo torni con la chiama dalla erba, la spam, giri che l'erba dalla giornata prima e dopo comunque sono misdì un'altra fettina di polenta e un'altra nido di formai. Io diceva, e che altro gloteva, e sua mamma mia sorella diceva, brutta porcata, fatto di così. Ma diceva, è vero che dici, le mie sono una pausia, hai dire la verità. Boh. Allora, quando ero da Vignu, questa notina era di una banda e noi eravamo di chiata. E una di, con la chiama, l'aveva dritta la chiama, questa gnanuta. E gli ha detto, Elda, fermiti che tu mi dreccia la chiama. E sua madre gli ha detto, non sta fatta la dreccia, che te la pare, chiamo più culo in su. E gli ha detto, se ci devo tomare. Allora loro sono giù dalla mamma di denante e non stai di lavoro. E gli ha detto, va pomplà, non sta tocchiare la guarda. Tu da disfuori, da disvolgere, non mi il groppo del tavauccio.
era dentro do fette di polenta e doi tu custi formai e aveva la sacca, lo mangiassi, che diceva, che tu gluteva, io mangiavo e tu gluteva. Alle ore che tu mangi, che tu glotti che tu, io dice. Che è succeduto a Chiariocchi. E Bruno, che sarebbe stato un cugino di Eda, Patrici, anche che, e la sera veniva io, complegni il J, una sera il Patus, che sarebbe che si faceva il lieto alla svaglia, una sera due brasi di erba, poi intanto risparmiando due brasi di fen, la sera dopo magari due brasi di fen sec, ogni sera. E mia mamma mi diceva, non sei contenta mo, che intanto sei in peleas dalle legnes, dal Patus, e anche aver risparmiato i brasi di fen. C'è fuori. Venivo così e gia bevi dall'acqua che veniva un ru. E era i codoi, la bestia subito. Ti pensi tu? Veniamo para via e col grimman già sotto e tiriamo via la bestia e poi bevi. Io 89 anni la bistecca per tutti. E ieri anni in tanti, ma abbiamo però mangiato, sappiamo da mangiare tutto. Però mi ricordo sempre che ero malata, allora mia mamma faceva la bistecca e metteva dalla teggia ma tan burro, in modo a quel burro. Allora mi dava che malata in una stanza, che era la stanza del formaggio, a mangiare la bistecca. E che era stanza e si dava la polenta, togliendo il toccio. E dopo c'è che diceva la Patrizia, Gian sempre, sì, la palafonta stava in predileva. E Gian intorno dai noblars. E mia mamma si diceva, non steggi canas, calè il pacut. E noi dicevamo sempre, ma mamma, c'è calè che sto caput, che pacut. Vordaita, dite, se las sono, non sono, diciamo, maduras, al ben fuori il pacut, vordaita di capicciapa al bimangia. Scampaite, noi abbiamo una gran paura, una grandissima la paura. Però abbiamo sempre a fena, a legna, saduto. Non si interessa che Nonna Dagnon, quando era giovane, mi diceva che loro per fare la pelle più bella e per avere fortuna, leggeva il dì di San Giovanni, intorno alle 6 di mattina, e si rodolava nudas su per la riva più giù a basso. E dopo sono venuti a sapere i giovani. Che giava portare via i vestiti. C'è proprio su Platis di Dalmazia? Sì, sapeva mia nonna. La camamilla la chiappava su il giorno dopo perché dicevano che bisognava prendersi la rugiada di San Giovanni. Sì. Guarda che la sera si metteva. E ne aveva testo di sì. E tamai che la sentiva, Giovannuta, voi venite a dormire ora, vuoi sentire, alla sentita ieri. La svea. E mia mamma diceva, era, quando veniva a Staur Lois, sì. Sempre, dormiva dalla stalla di Agna Santina, e che era, combaciava, che volta, combaciava con la stalla d'Oglietta. Al cuscino mandato da Dio, Liara. Gli ha da fare un testo sul insomma, questa svea, una femmina diceva, la di una messa a che anima che commenta. Non l'ha più sentita. Ecco. Pensa? Esatto. E io dice, io sono sicura che qualche altra è di là. Che hai avuto, non una prova, più di una. Una volta ho detto che erano giovani, io e pari era a casa mia, avevano il spoler di Modon, tu sai. Sì. E a sentire tutto il giorno di chiadena sin dal cortile. Senza sforzo più due, a vedere che succedeva. Quando di via la porta per tornare dentro, alle colato hai arrivato alla porta del fuoco e venuto tutto il fuoco in mezzo alla casa. Che mi ha toccato a me, mi raccontava mia mamma, non stefano, chi è? Adesso i canali sono le volgine a me sono. Ecco. Però. Diceva sempre, finché comandi io, Jace, che lei qualche altra. E che uomini dato chiaro. Ma con cara malamente mia sorella dice, se la portasse a Roma, e allora mia sorella dice, vai cagnaro, tu e il Papa. Anche il Papa viene a portare. Anche dice, ma benedicino. Francesca, tu sai che anche adesso? Sì. L'Assunta. Capisci?
Ma adesso io ho avuto le conferme. Mi dici non mi chiesto se dopo c'è chi non hai avuto il chiamone. E io pare, io dicevo, sta su, in prima, a Stefania Santina. Era giù da vedere se l'aveva era giù da vedere la carta femmina, nessuno aveva la sveglia. E non penso nada. E non si neanche rideranno, avevano paura della sveglia. Viva la libertà! Viva la libertà! E chi la sa godere, viva la libertà! Per chi la sa godere, chi non la sa godere, chi non la sa godere, sospira notte e giorno chi non